Giovanni Donzelli, coordinatore di Fratelli d'Italia ad Agrigento. La CNA lo incontra per parlare di superbonus. Intanto si moltiplicano le proteste. Un convegno sul diritto di famiglia. Riapre il pronto soccorso dell'ospedale cittadino. La giornata del campionato di eccellenza per lo sport. Buongiorno da TVA Notizie. Giovanni Donzelli, coordinatore di Fratelli d'Italia, è stato ad Agrigento per un incontro organizzato dall'onorevole Giusy Savarino. Arturo Cantella. Si è svolto ieri presso il Dioscuri by Palace un incontro politico promosso dal deputato regionale Giusy Savarino, che ha visto la partecipazione di Giampiero Cannella, coordinatore regionale, e Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale del partito della Meloni, Fratelli d'Italia. L'incontro ha registrato un'ampia partecipazione, ha aperto il tesseramento in provincia ed è stato un momento per discutere sulle prospettive di sviluppo del partito nel territorio agrigentino. Donzelli, nel corso della sua relazione, ha anche avanzato l'ipotesi che la città di Agrigento possa essere matura per avere un sindaco di Fratelli d'Italia. Non abbiamo a cuore i nostri destini personali, abbiamo a cuore il destino dell'Italia, che è l'unica cosa che ci interessa. Poi tutte le cose che ci sono, come in tutte le famiglie, si risolvono, si assestano, si migliorano, si perfezionano. Ahimè, il mio lavoro in tutta Italia, che se necessario vi darò una mano a trovare tutte le soluzioni che servono per rendere sempre più forte Fratelli d'Italia da Agrigento, con tutto il rispetto per il sindaco che ha fatto un saluto, perché noi vogliamo che Fratelli d'Italia sia presto il primo partito al governo della città di Agrigento, lo stesso, e perché vogliamo che sia il primo partito che possa fare il futuro insieme al primo partito nazionale di questa terra per il bene di tutti i cittadini. Dobbiamo liberare tutte le energie che possono essere liberate nel mezzogiorno, a partire ovviamente da questa terra. Mancano le infrastrutture, non manca la bellezza, non mancano le risorse, non manca la buona volontà. Dobbiamo dare la possibilità col tempo, con determinazione, con pazienza, ma anche con la serenità e le capacità di Giorgia Meloni, che il governo deve dare la possibilità a questa terra di camminare finalmente con le proprie gambe. Se si dà questa possibilità, questa terra corre più delle altre regioni. Il partito che cresce, avete vinto nel Lazio dopo 10 anni di governo di sinistra. Partito che cresce, ma noi non pensiamo tanto ai risultati del partito quanto pensiamo agli interessi degli italiani, e questo forse viene apprezzato dai cittadini. Noi continuiamo a pensare solo agli interessi degli italiani e speriamo sempre che i cittadini ci riconoscano questo e ci diano consenso. Lei è nato famoso per la vicenda Cospito. No, non ne parlo. Vi ringrazio, ma per motivi di correttezza istituzionale, scelgo di non parlarne. Il Presidente Giorgia Meloni ha chiesto di abbassare i toni e io li ho totalmente spenti su questo argomento, perché all'Italia in questo momento serve serenità e quindi noi lavoriamo per questo. Dobbiamo riorganizzare il partito, un partito che sta crescendo, un partito che governa la regione siciliana e anche la nazione e ha l'obbligo di dare risposta a questo territorio, quindi noi dobbiamo essere all'altezza dell'entusiasmo della nostra gente e del consenso che la nostra gente ci ha dato. L'esperienza in Parlamento regionale, c'è stata una polemica sugli aumenti degli stipendi, lei insomma ha fatto un intervento abbastanza contrario. Sì, io sono assolutamente contraria, è un automatismo che ci portiamo appresso dal 2014, che non aveva mai fatto scandalo perché era sempre sull'ordine dei 10 euro, questa volta con l'inflazione è stato molto più ampio e abbiamo già votato in Ars la norma abrogativa, l'abbiamo votata però solo noi e un altro gruppo parlamentare, non è passato, ma riporteremo di nuovo in aula il tema perché non è in questo momento storico giustificabile un aumento del genere. Si voterà in 14 comuni della provincia, come vi state organizzando? Solo Licata è il comune dove è un po' più grosso, gli altri ci muoveremo con liste insieme alle forze di maggioranza, cercheremo una sintesi con gli alleati e cercheremo di dare a quei territori un'amministrazione che abbia la voglia di cambiare e di migliorare quel territorio. Donzelli ha lanciato la palla sulla futura candidatura di Agrigento. Sì, ma noi abbiamo classe dirigente all'altezza non solo per il comune di Agrigento ma anche per le future province. Intanto siamo presenti ad Agrigento per indicare l'attenzione di Fratelli d'Italia su questa provincia, mia personale come commissario cittadino del partito. Quindi Giovanni Donzelli e Giusy Savarino hanno affrontato tutte le tematiche che riguardano lo sviluppo di una terra, quella agrigentina ma anche quella siciliana, che ha
atavici ritardi e che ha necessità certamente di uno sprint per recuperare il tempo perduto rispetto ad altre province e altre regioni d'Italia. Questa fortunata coincidenza di una filiera di centrodestra che da Palazzo Dornan arriva a Palazzo Chigi è certamente un buon viatico per far sì che finalmente una vera e propria rivoluzione infrastrutturale e istituzionale possa davvero far sì che la provincia di Agrigento sia dotata di tutte quelle infrastrutture e di tutte quelle opportunità che merita. È un partito che cresce, riuscirete a gestire questa crescita? Ma assolutamente sì, è un partito che cresce, che si arricchisce ogni giorno di più di nuovi apporti e nuovi contributi. Siamo assolutamente convinti che l'amalgama tra le varie componenti che provengono da esperienze diverse ma che hanno un obiettivo comune sia certamente il miglior sistema per far sì che Fratelli d'Italia possa essere partito leader anche in provincia di Agrigento in occasione delle prossime competizioni elettorali. Esperienza su questi primi mesi di governo Schifani, voi siete al governo in maniera con alcuni assessorati importantissimi. Sì, sono davvero pochissimi mesi, ma è certamente un'esperienza positiva, anche se siamo proprio all'avvio di una macchina amministrativa e di una macchina di governo che deve affrontare moltissimi temi in un momento particolarmente delicato anche sotto il profilo internazionale e quindi con dei riflessi economici certamente... Anche se spesso non mancano le divergenze all'interno della coalizione. Beh, è una coalizione proprio perché è una coalizione tra diversi, se ovviamente fosse un partito unico le divergenze non ci sarebbero, quindi sì, chiaramente ogni partito che compone la maggioranza ha una sua visione e dei suoi programmi, ma in ogni caso credo che le divergenze alla fine siano propedeutiche a una sintesi che porta a un'azione di governo efficace. Come vedete questo momento elettorale che Agrigento è interessata con 14 comuni, ma tantissime grosse realtà siciliane lo faranno pure? Sì, si vota in città importanti, si vota a Catania, si vota a Siracusa, si vota a Trapani, qui si vota a Licata per parlare di una grossa città, ma si vota anche in alcuni comuni della provincia più piccoli ma comunque importanti. Beh, noi intanto godiamo di un'onda lunga che sta proseguendo, tutti i sondaggi danno Fratelli d'Italia e il centrodestra certamente come partito da battere e come movimento, come coalizione da battere. È ovvio che andrà scelto insieme a tutti gli altri alleati della coalizione, città per città, il miglior candidato possibile. Assessore, come valuta questo momento di Fratelli d'Italia qui ad Agrigento che ha visto i massimi esponenti? Sì, la prima manifestazione pubblica di Fratelli d'Italia qui ad Agrigento, ma anche in Sicilia si può dire dopo la vittoria, la straordinaria vittoria alle elezioni regionali, alle elezioni politiche e anche alle elezioni che hanno visto Fratelli d'Italia protagonista nelle recentissime elezioni in Lombardia e nel Lazio. Fratelli d'Italia è un partito che sta crescendo a dismisura, se vogliamo, anche in maniera costante, anche in un momento dove sta amministrando e quindi governando la nazione, ma anche gli enti locali, i comuni, le regioni e così via. Un grande partito, una grande famiglia che cresce sempre ogni giorno di più. Oggi Fratelli d'Italia ha dimostrato alla città di Agrigento una grande attenzione con la presenza dell'onorevole Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione nazionale del partito. Siamo molto contenti, molto orgogliosi di questa anche partecipata manifestazione di oggi pomeriggio, un venerdì pomeriggio alle 15:30, un giorno feriale, quindi vediamo che c'è tanto entusiasmo e la gente crede e ha fiducia negli amministratori e nei rappresentanti di Fratelli d'Italia. È importante ritrovarci, questi sono momenti in cui appunto facciamo rete anche tra i nostri comuni, quindi anche in tutta la provincia, un'importante presenza, un successo in tutta la provincia, tra l'altro la provincia di Agrigento è stata quella con la percentuale più alta, continuiamo a lavorare su questa scia, io sono anche consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Santa Margherita e l'intento è questo, continuare a spenderci per la comunità e per l'interesse di tutti. E la presenza di Giovanni Donzelli non poteva passare inosservata per parlare del problema super bonus. La CNA di Agrigento lo ha incontrato a proposito. Il blocco alla gestione del credito, allo sconto in fattura relativi alla legge del super bonus, salvo solo per quelli che hanno già iniziato i lavori, sta provocando un vero e proprio terremoto. L'allarme arriva da più parti, a cominciare dai sindacati, dalle imprese edili, contro la stretta varata dal governo Meloni, per non parlare poi dello scontro politico tra maggioranza e opposizione che sono in totale rivolta.
Ad intervenire anche le varie associazioni di categoria, prima tra tutte l'ANCE, che ha affermato come centinaia di cantieri rischiano di essere abbandonati con danni enormi per l'occupazione e conseguente ripresa economica che si fermerà certamente, visto che oltre 500 milioni di euro sono incagliati a causa del provvedimento. Si teme pertanto la bancarotta per l'edilizia, oltre 100.000 posti di lavoro a rischio e l'ombra dei fallimenti di tante aziende del settore edile. Ieri, nel corso della convention di Fratelli d'Italia, alla presenza del numero 2 del partito della Meloni, Giovanni Donzelli, coraggiosamente ai vertici della CNA Agrigentina, con in testa il segretario Claudio Spoto, ha chiesto e ottenuto un incontro con Donzelli durante il termine della stessa convention, ponendo sulle problematiche del bonus. Un allarme che è stato lanciato già subito nel pomeriggio di ieri, quando è stato approvato il decreto legge dalla parte del Consiglio dei Ministri che vieta dai prossimi cantieri lo sconto in fattura, la cessione dei crediti e anche che i crediti possano essere acquisiti dagli enti locali. Ecco, un grande dramma, come lo ha definito il nostro presidente nazionale Costantini, un incubo. Ci siamo risvegliati con questo incubo perché significa mettere in difficoltà, in ginocchio, in crisi, in grande emergenza le imprese e le famiglie. Quindi è un problema serio che va affrontato dalla politica e dalle istituzioni a tutti i livelli, ovviamente a livello nazionale perché è quello competente, però noi non molleremo, andremo avanti ad oltranza perché protesteremo, così non è corretto. Fino al 2023 questo era stato l'impegno, il governo deve mantenere gli impegni assunti e quindi dare la possibilità dello sconto in fattura, della cessione dei crediti, non può improvvisamente e bruscamente interrompere. Questo è veramente un dramma, un incubo. Noi non ci stiamo e quindi andremo avanti per portare avanti queste istanze da parte delle nostre imprese ma anche da parte dei cittadini. L'interlocuzione con Donzelli è avvenuta, l'abbiamo seguita, c'è qualche probabilità di una modifica secondo lei? Noi ce l'auguriamo e lavoreremo per raggiungere questo obiettivo anche a livello nazionale. Già i nostri vertici si sono mobilitati per farsi sentire nei confronti del governo. Lunedì saranno convocati a Roma, quindi faremo sentire la nostra voce affinché si possa porre rimedio. Come ho detto poco fa a Donzelli, non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca, bisogna salvare il bambino, bisogna buttare via l'acqua sporca. Donzelli ha così risposto alla nostra domanda in merito al super bonus. Guardi, come ho spiegato prima, sicuramente le persone ne avevano avuto dei benefici, è innegabile. Il problema è che non è sostenibile, è come dare dello zucchero filato a un diabetico, prima o poi muore. Era un sistema che non poteva essere sostenuto a lungo e quindi è necessario interrompere questo errore e provare poi a sanare e a dare una mano a tutti quelli che hanno avuto delle difficoltà per questa misura che serviva a raccogliere voti ma che non era sostenibile in nessun modo. I soldi non nascono sugli alberi, quindi non è possibile dare più che lo Stato dia più di quanto serve per spendere per ristrutturare le case. C'erano tanti errori, tante truffe, e poi non era fisicamente e economicamente sostenibile, quindi è necessario intanto interrompere questa cosa che sembrava dare dei benefici ma era a lungo periodo insostenibile e quindi deleteria, e poi nel frattempo vedremo come andare incontro alle esigenze che esistono e di cui siamo consapevoli. E sono tantissime le prese di posizione sul decreto. Gran parte del paese o della nazione, come ama chiamarlo Giorgia Meloni, non ci sta e sono i professionisti in primo luogo ad alzare la voce. Lo fa il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Achille Furioso, con una lettera appello ai politici agrigentini. Siamo d'accordo, scrive Furioso, ad apportare i giusti correttivi, ma non si può eliminare la norma senza una soluzione alternativa. Gli ingegneri della provincia di Agrigento sono fiduciosi che la Deputazione agrigentina condivida la loro opinione. E anche gli architetti con il presidente Rino Lamendola si dicono desolati. Sembra proprio, dice Lamendola, che il legislatore intenda chiudere il rubinetto degli incentivi fiscali, inficiando un percorso virtuoso per promuovere la rigenerazione delle nostre città e il rilancio di un settore fondamentale per l'economia come quello dell'edilizia.
Proprio in questi giorni c'è stata questa bomba, se vogliamo dire, subito dopo le elezioni regionali, questa bomba dell'abolizione del credito sul bonus edilizio che ha creato un sacco di problemi, sta creando un sacco di problemi soprattutto alle imprese private. Sì, assolutamente. Purtroppo questo governo e questa maggioranza, fra l'altro tutte e tre le forze che hanno vinto le elezioni, sia la Lega che Forza Italia, la quale ancora oggi manifesta perplessità, ma la stessa Meloni il 22 settembre, poco prima di andare alle elezioni, aveva assicurato che avrebbe portato avanti il superbonus e sarebbe andata incontro alle imprese edili, eccetera. E invece ora che è al governo è l'ennesima giravolta, l'ennesimo tradimento degli elettori quando appunto si decreta la morte del superbonus. Già in sede di legge finanziaria erano state apportate delle modifiche che sostanzialmente lo rendevano quasi inapplicabile. Noi abbiamo fatto una grande battaglia, fra l'altro io sono in Commissione Bilancio avverso a questa presa di posizione del governo. In realtà il governo Meloni, che si fingeva opposizione al governo Draghi, sta portando avanti la politica di Draghi, perché noi sappiamo che Draghi era ostile al superbonus, nonostante il superbonus abbia determinato l'aumento del PIL per il 6,7% nel 2021, il 3,9% nel 2022, abbia determinato il superbonus un decremento di anidride carbonica CO2, quindi nell'atmosfera per quasi 1 milione di tonnellate, e abbia determinato una rivalutazione del patrimonio immobiliare italiano e soprattutto abbia determinato l'attivazione, la creazione di 900.000 posti di lavoro. Berlusconi li aveva promessi, noi li abbiamo fatti come Movimento 5 Stelle ed è davvero una misura profetica che ci ha elogiato e invidiato tutta Europa, e soprattutto ora, fra l'altro con la direttiva per le case green, toglierla in questo momento, togliere questa possibilità è davvero una follia. Non solo è una follia da questo punto di vista, ma getta nella disperazione circa 50.000 imprese italiane, ci saranno un sacco di licenziamenti, di disoccupati. Ma che senso ha tutto questo? Cambiamo argomento. La prima sezione della Corte di Appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione di Bruno Contrada per ingiusta detenzione, disponendo un indennizzo di 285.000 euro. La seconda sezione aveva riconosciuto invece un risarcimento di 667.000 euro. A 3 milioni di euro ammonta la richiesta che aveva fatto la difesa di Contrada. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, esprime le congratulazioni per la promozione a vicequestore aggiunto del dirigente del locale commissariato Francesco Sammartino. La nomina, dice il sindaco Corbo, costituisce il giusto riconoscimento per la competenza, l'impegno e la dedizione quotidiana del dottor Sammartino a tutela della nostra comunità. I riflessi della riforma Cartabia sul diritto di famiglia. Un interessante convegno si è tenuto nell'aula Livatino del Tribunale di Agrigento, organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Il servizio di Arturo Cantella. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Francesco Pira, nell'ambito delle attività di service lionistici della macro area a rafforzare la comunità, progettualità in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Agrigento, ha promosso questa mattina presso l'Aula Livatino del Tribunale di Agrigento l'incontro seminario dal titolo «La legislazione sulle unioni civili e la possibilità di creare una famiglia. I riflessi della riforma Cartabia sul diritto di famiglia». Un evento formativo di grande rilievo e di grande importanza, organizzato all'Ordine degli Avvocati con il Lions Club Valle dei Templi, che si inserisce nel programma di formazione permanente che l'Ordine offre gratuitamente a tutti i suoi iscritti, una formazione di grandissimo rilievo. E infatti oggi l'occasione, unitamente a illustri accademici, a importanti avvocati, sociologi, di trattare di un tema di grandissima
una attualità, che è quello inerente al diritto di famiglia e i riflessi della riforma Cartabia su questa materia. Oggi il nostro Tribunale, l'Aula Livatino, l'Ordine, ospita non soltanto la professoressa Parinello, che è accademica e insegna diritto di famiglia all'Università di Messina, ma l'Avvocatura dà il suo apporto con la presenza della Presidente dell'Ondif, l'Avvocato Maria Elena Nocera, e di un giovanissimo collega che è professore a contratto alla LUMSA di processuale civile, che è Gabriele Iacono. Quindi oggi sarà un'occasione di confronto, di riflessione, di approfondimento. L'Ordine ha un grandissimo piacere di poter coorganizzare con il Lions, perché per noi la funzione sociale dell'avvocatura non si dismette mai, e dunque l'interscambio, non soltanto quello più ovvio con l'Accademia e la magistratura e il foro, ma che si apre anche all'associazionismo attivo, è un percorso che intenderemo coltivare in questo quadriennio. E ringrazio all'uopo il professore Francesco Pira, sociologo di primo livello regionale, che ha voluto coinvolgere l'Ordine e coorganizzare con l'Ordine questo importante evento. Io sono grata all'amico Francesco Pira per questa occasione che mi ha dato, perché riflettere la riforma Cartabia ha molto cambiato il diritto di famiglia, che è uno dei settori dei quali mi occupo prevalentemente, e quindi una riflessione su questa tematica che entra in vigore nei prossimi giorni mi pare imprescindibile. Ringrazio anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e il Lions Club, perché ritengo che questo confronto tra le istituzioni in senso lato, magistratura, accademia, ordini forensi e soprattutto l'apertura alla cittadinanza non può che rappresentare un arricchimento per tutti, perché un po' tutti dobbiamo cambiare prospettiva nell'approccio di queste tematiche, e diventano sempre più sensibili. Le cronache con riferimento al diritto di famiglia ci segnalano tutto quello che ogni giorno, ahimè, succede. È un momento in cui si ragiona della famiglia, del diritto di famiglia. Dobbiamo anche parlare di come questa famiglia digitale sta cambiando e di come a volte la famiglia non è solo una famiglia, ma sono più famiglie, e in questo c'è necessità di proteggere, garantire sempre di più i più piccoli, e su questo stiamo pensando di creare un processo anche che attraverso la formazione porti tutti noi a meglio comprendere, e questa multidisciplinarità tra avvocati e mondo anche dei media, della sociologia, ci permette proprio di aprire oggi un confronto su un nuovo provvedimento legislativo che cambierà sicuramente tutta quanta anche l'organizzazione della famiglia. Parleremo anche di unioni civili, parleremo anche di affido. È un momento di confronto a 360 gradi, e di questo ringrazio la Presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'Avvocato Cazziano, per questa opportunità di collaborazione che ci ha dato. Sono stata coinvolta in questo incontro per trattare il tema oggi chiaramente che è predominante, ed è quello appunto delle novità introdotte dalla riforma Cartabia. Ondif da questo punto di vista è un'associazione che proprio si occupa della materia del diritto di famiglia, e quindi cercherà di dare in questa circostanza il suo contributo proprio per individuare i maggiori tratti di novità che la riforma Cartabia ha portato in tema di diritto di famiglia. Assolutamente sì, è a noi nota la ricerca dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento nella formazione dei propri iscritti, ed è anche nota l'interesse che i Club Service Lions hanno nel favorire degli incontri di dibattito per l'interesse pubblico. Da questa sinergia è nata questa collaborazione per questa giornata di seminario convegno su un tema non solo di estrema rilevanza ed importanza, ma anche di attualità, dato che alcune norme riformate già sono entrate in vigore, altre lo saranno a stretto giro. Io ringrazio sia il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, l'Avvocato Vincenzo Cazziano, che il Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, il professore Francesco Pira, per avermi dato l'onore di poter moderare gli interventi dei relatori, e quindi poter affrontare assieme a loro ed aprire anche un dibattito
dibattito con i colleghi presenti su quella che è la riforma e quindi su quello che ci aspetta e le norme processuali che andremo ad affrontare da qui a poco. Lunedì alle 10 al Teatro Pirandello si terrà la conferenza stampa per presentare la 19ª mezza maratona della Concordia Città di Agrigento, in programma domenica 26 febbraio con partenza alle 9:30 dal viale Falcone Borsellino di San Leone. Viale Emporium, scavi in continuazione e cantieri aperti. Per la strada di accesso al lido di San Leone non c'è proprio pace da diverso tempo e oggi, sabato, con gli operai a casa, lo scavo è lasciato incustodito con i problemi di sempre alla circolazione. Basterebbe poco, ma è un discorso irrealizzabile ad Agrigento. Basterebbe poco, dicevamo, per agevolare i cittadini ed evitare il caos, ma dalle nostre parti è come parlare ai sordi. Riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Ribera. Il punto della situazione con l'onorevole Margherita La Roccaruolo. Lo stato dell'arte è quella di una riapertura del pronto soccorso, così come chiesto dall'assessore, per lunedì prossimo si sono organizzati sia la direzione generale che i medici per la riapertura. Rimane sicuramente una questione aperta, che è quella delle malattie infettive e di un reparto che deve essere funzionante, e quindi non all'interno della medicina ma oltre la medicina. Si è fatto un punto per quanto riguarda le piante organiche. In questo momento le piante organiche, parliamo di 11 medici, 7 veramente medici strutturati e 5 co-co-co per quanto riguarda i medici che devono gestire sia la medicina e a questo punto anche le malattie infettive. Quindi qui si pone una questione e io ne parlerò con l'assessore. Per quanto riguarda il pronto soccorso, ovviamente deve restare necessariamente il pronto soccorso Covid, che sarà gestito come punto di osservazione, e quindi perché questo è un ospedale Covid, e dall'altro lato l'apertura del pronto soccorso no Covid, che vedrà i percorsi che sono quelli appunto dell'osservazione. E la cosa che mi è molto piaciuta e la voglio ricordare a me stessa: questi sono tutti ambienti ristrutturati, e ambienti ristrutturati grazie al finanziamento che questo presidio ospedaliero ha avuto per essere stato individuato come presidio ospedaliero Covid, altrimenti non solo Ribera ma anche l'Interland avrebbe ancora una volta avuto un ospedale che prima del Covid difficilmente poteva avere gli standard di qualità, e questo credo che a futura memoria tutti conoscono com'era prima all'ospedale di Ribera e com'è oggi. E uno degli obiettivi era proprio questo: fare in modo, e questo lo dicevamo alla direzione generale già dal mese di marzo del 2022, 31 marzo 2022 lo ricordo, è cessato lo stato di emergenza in tutta Italia. Volevamo allungare altri 3 mesi, ma comunque a giugno questo presidio doveva ritornare ed essere rifunzionalizzato. Siamo in ritardo di 9 mesi. I luoghi del cuore FAI. I risultati premiano la provincia di Agrigento con la chiesa del Santissimo Crocifisso di Siculiana e la Scala dei Turchi. Nelle prime posizioni anche il Teatro Andromeda di Santo Stefano di Quisquina. Soddisfazione è stata espressa dal capo delegazione FAI di Agrigento Giuseppe Taibbi, che ha rivolto parole di apprezzamento per le amministrazioni comunali premiate. Taibbi è convinto che la classifica favorirà anche la candidatura di Agrigento a capitale della cultura. E adesso appuntamento con il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, che fa il punto sulla situazione Covid. Allora, a metà febbraio la situazione del Covid dell'ASP di Agrigento è in linea, per fortuna, con l'andamento sia nazionale che internazionale. Siamo forse ai minimi storici fino adesso dei dati di incidenza, di prevalenza, di occupazione anche di posti letto.
Quindi sembrerebbe che l'inverno siamo riusciti un po' a scavallarlo, anche se ancora fino al mese di marzo dobbiamo essere vigili. In ogni caso i numeri sono assolutamente risibili, abbiamo 5 persone sole in medicina a Ribera, abbiamo un 10% di percentuale di tamponi positivi, e i vaccini ovviamente sono diventati addirittura 2 cifre 92 in una settimana. E allora ovviamente tutto questo comporta da parte nostra degli interventi organizzativi sanitari, perché non ve li raccontiamo questi numeri solo perché è un impegno settimanale fino a se stesso. È giusto che la popolazione sappia com'è la situazione anche nella nostra provincia, oltre a sentire dati nazionali e regionali. Però a fronte di questo vanno prese delle decisioni che sono che dal 28 febbraio i 2 hub saranno dismessi, perché non abbiamo per 92 vaccini in tutta la provincia la necessità di impegnare personale e utilizzare la ben disposizione da parte dei proprietari, che ringraziamo, sia il proprietario del Palacongressi di Agrigento che l'hub di Sciacca, che ci hanno messo a disposizione i locali in maniera assolutamente pronta. Vi ricordate durante il clou della infezione, cioè quella era il centro di tutte le province, in tutte le province gli hub erano i centri della vita e dell'attività frenetica che tutti noi, sia da parte sanitaria, dell'organizzazione sanitaria, da parte dei pazienti, eravamo impegnati. Oggi sono assolutamente vuoti, quindi non ha nessun motivo tenere del personale e lo utilizzeremo al meglio in altri posti. Quindi prima notizia, il 28 febbraio gli hub non saranno più attivi, ma devo dire che tanti dei punti di vaccinazione è inutile che stanno aperti tutti i giorni per fare un vaccino, 2 vaccini, chi li fa, quindi anche questo verranno rimodulati gli orari per essere a disposizione delle persone, ma non in qualsiasi giorno della settimana. Si saprà che ci sarà un giorno, 2 giorni, 3 giorni a settimana dove da 8 ore a 8 ore ci sarà il personale che è a disposizione per vaccinare. Lo staff della direzione generale dell'ASP di Agrigento, per disposizione del commissario Mario Zappia, ha un nuovo coordinatore. Si tratta di Adriano Filadelfio Cracò, che succede al dottor Giuseppe Amico, andato in pensione. Cracò è un medico specializzato in ortopedia e traumatologia. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Seconda giornata del progetto Stazioni Sicure a cura della Polizia Ferroviaria. Arturo Cantella. Seconda giornata di operazioni Stazioni Sicure in Sicilia. Sono 680 le persone controllate, 131 i bagagli ispezionati, 68 gli agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia. Questi sono i risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria per la Sicilia durante la seconda giornata dell'anno dedicata al tema Stazioni Sicure, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria nella giornata del 15 febbraio scorso. Gli operatori della Polferra, anche con l'ausilio delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari dell'isola, sui treni e in un deposito bagagli, al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. L'operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie equipaggiate con metal detector e palmari in base al flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili. A Catania, ad esempio, i poliziotti impegnati nel noto servizio hanno elevato 28 sanzioni amministrative al codice della strada nei confronti di tanti automobilisti indisciplinati e 5 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali non in regola con le normative vigenti. Arturo Cantella ha intervistato l'onorevole Giovanna Iacono sulle primarie del PD. Vediamo. All'interno del Partito Democratico è in atto la campagna per l'elezione del nuovo segretario.
già sono state fatte le prime selezioni con la Slen e Bonaccini, ecco quale sarà il proseguo? Durante lo scorso fine settimana è stata portata a conclusione la prima fase, che era quella che riguardava gli iscritti tesserati al Partito Democratico, e proseguirà questo congresso costituente, che è per noi un importante momento di democrazia, di partecipazione. Proseguirà con le primarie aperte che si terranno tutta la giornata del 26 febbraio dalle 8 del mattino alle 20 e che prevedono la partecipazione aperta di tutti quanti vorranno, con il loro contributo e il loro voto, scegliere e decidere sulla nuova segreteria nazionale del Partito Democratico. Come si sa, l'ho reso noto già da qualche settimana, io ho scelto Elly Schlein perché la ritengo una persona, una donna capace, una persona generosa, una donna libera, che per questa fase storica che sta attraversando il Partito Democratico ma anche tutto il Paese, ritengo e sono convinta che sia un'opportunità per il partito, che sia un'occasione che il partito non può e non deve sprecare, e che sia un'occasione per rinnovare davvero il gruppo dirigente del partito e quindi per dare un'identità chiara, una visione chiara del Paese all'Italia, alla Sicilia e soprattutto al territorio della provincia di Agrigento. Il PD che perde la Regione Lazio dopo 10 anni di governo. Sì, perde la Regione Lazio dopo 10 anni, tra l'altro di buon governo, a mio parere, non è solo chiaramente il mio parere, perché ancora paga le conseguenze di questi anni. Noi abbiamo subito anche, è chiaro, ma non solo noi, anche se si parla in genere solo di noi, una dura sconfitta elettorale, quella delle elezioni politiche del 25 settembre scorso, che ci hanno portato al ruolo di opposizione. Ecco, per questo il congresso costituente del nuovo Partito Democratico serve per dare un'identità chiara al Partito Democratico, per rilanciare il Partito Democratico. La nuova segreteria non serve solo come guida per noi iscritti, per noi dirigenti e per tutte le militanti e militanti, compagni e compagne, ma serve anche a dare una risposta e un'idea al Paese che possa davvero riportare il partito ai fasti di un tempo. Il 24 febbraio al Teatro Pirandello si terrà lo spettacolo Tra musica e danza Astor Tango. Giorno 24 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento, con inizio alle ore 20:30 e ingresso libero. Nell'ambito delle iniziative della Festa del Mandorlo in Fiore si svolgerà l'iniziativa Astor Tango, un viaggio fantastico tra musica e danza, tra le pagine più belle del compositore argentino Astor Piazzolla, immersi nella meravigliosa cornice del Teatro Pirandello di Agrigento, e che vede la partecipazione straordinaria dei tanghieri argentini di fama internazionale Malena Velci e Luis Delgado. Astor Tango. Allora, in primis il messaggio musicale che vogliamo dare, il connubio tra musica, danza e amicizia, soprattutto professionalità, fa sì che è partito questo spettacolo denominato appunto Astor Tango, omaggio ad Astor Piazzolla. Vuole celebrare le pagine più belle di questo meraviglioso e immenso musicista che è appunto Astor Piazzolla. Noi abbiamo questo progetto oramai da un 2 anni e ci siamo dedicati anima e corpo nel realizzare appunto le pagine più belle di Astor Piazzolla. Il nostro obiettivo è quello appunto di trasmettere questa cultura che a noi europei non ci appartiene, ma ascoltandolo sono melodie struggenti che riescono in qualche modo a suscitare emozioni con un trasporto direi surreale. Mi piace ricordare, questo lo dirà la nostra violinista Elisabetta Ruggeri, quando sarà lo spettacolo? Lo spettacolo sarà venerdì 24 febbraio qui al Teatro Pirandello alle 20:30.
Lo spettacolo è aperto al pubblico senza bisogno di prenotazione, ma è a ingresso libero fino all'esaurimento posti. Nel nostro spettacolo è prevista la presenza scenica di 2 meravigliosi tangheri. Loro sono Malena Veltre e Luis Delgado. Sono di Buenos Aires e sono di fama internazionale e girano nei più famosi teatri del mondo. È veramente un piacere, uno spettacolo vederli ballare e danzare su queste musiche arrangiate appositamente per i Mirada Tango. Allora, la formazione è articolata nel modo seguente: abbiamo un quintetto d'archi, quindi composto da 2 violini, una viola, il violoncello e il contrabbasso. Completano la formazione la fisarmonica e poi nella sezione ritmica il vibrafono e un set di percussioni che comprende il cajon, le congas, i bongos e altri accessori. È una formazione penso unica nel nostro territorio, quindi molto articolata e molto varia. L'invito è a venire assolutamente per non perdere questo spettacolo il 24 febbraio alle ore 20:30, ingresso gratuito. E questa sera, sempre al Teatro Pirandello, con replica domani pomeriggio, nell'ambito della stagione 2022-2023, in scena Silvio Orlando con lo spettacolo La vita davanti a sé. Siamo giunti alla pagina sportiva calcio. Carmelo Lentini sulla giornata del campionato di eccellenza, in primo luogo l'Acragas. Ritorna il match Acragas-Parmonval che in tempi passati ha fatto vivere momenti esaltanti per entrambi i club. Oggi questa gara sembra un po' sottotono per la precarietà di classifica della squadra palermitana, affidata all'ex trainer biancazzurro Corrado Mutolo. Purtroppo in questo campionato le gare che sembrano più facili sulla carta si mostrano problematiche e ricche di insidie. E l'Acragas ne sa qualcosa. Non si dimentichino ad esempio il doppio confronto con il Casteldaccia, entrambe partite in parità, quello interno con il Castellammare, per non parlare della sconfitta di Marineo. Questi risultati hanno sconvolto la classifica dei biancazzurri, per cui sarà essenziale non guardare il cammino degli ospiti e scendere in campo motivati al massimo per cercare la vittoria sin dai primi minuti. Alla fine del campionato mancano appena 9 gare e sbagliare significherebbe allontanare il sogno promozione, e ciò vale sia per l'Acragas che per l'Enna. Ma come si è preparata l'Acragas a questo appuntamento? Purtroppo il tecnico Nicolò Terranova deve fare i conti con un possibile forfait riguardante Desiderio Garufo, il cui impiego è molto dubbio per problemi muscolari. L'altro riguarda il neo entrato Semensin, al quale è costato caro il cartellino giallo di domenica scorsa. L'attaccante argentino infatti è stato appiedato dal giudice sportivo per un turno e contro la Parmonval non ci sarà. Problemi anche per il tecnico Corrado Mutolo, che dovrà fare a meno del russo, si tratta di un hunter, e del centrocampista Corrao. Anche loro sono stati appiedati e quindi indisponibili. Trasferta impegnativa per l'Enna, che sul campo di Carini affronta il Resultano San Lorenzo, una squadra che quando vuole mette in difficoltà chiunque, come è stato nei confronti dell'Acragas. Prova d'esame invece per la Pro Favara, che sul campo dell'Oratorio Marineo cerca il colpo gobbo per compiere un ulteriore passo avanti in graduatoria. Questa gara è stata affidata ad Alessio Marino di Agireali con assistenti Roberto Cracchiolo di Palermo e Gaetano Florio di Agrigento. Per quanto riguarda invece il Prosciacca, dopo l'amara sconfitta dell'Esseneto, cerca riscatto contro il Don Carlo Misilmeri. Vincere contro la compagine palermitana significherebbe andare sempre più in alto per l'ottenimento di un buon piazzamento nei play-off. Per questa sfida del Gurrera è stato chiamato Marco Costa di Busto Arsirzio, con assistenti Andrea Calanni e Salvatore Negrelli di Barcellona Pozzo di Gotto. 90 giorni dopo il tuo grave infortunio torni arruolabile, torni a disposizione per l'Acragas in questo finale di stagione molto molto importante. Cristian Caccetta. Sì.
Sono passati tanti giorni, è stato un infortunio fastidioso, particolare, però l'abbiamo lasciato alle spalle. Va bene così, ritorno a disposizione del mister e del gruppo ed è questa la cosa che più conta adesso. Le tue sensazioni, le tue emozioni quali sono? Le emozioni sono sempre le stesse, quelle di ritornare sul campo e fare sempre bene. Questa volta per l'Agragas, altre volte è stato per un'altra squadra, però è chiaro, se a 36 anni la voglia è questa, ben venga. Domani all'Esseneto, altra gara casalinga per l'Agragas, arriva la Parma, un Valle, l'obiettivo è quello di non sottovalutare l'avversario. No, assolutamente, l'obiettivo è non sottovalutare perché ormai tutte le partite, è inutile dirlo, ma sono delle finali, varranno un campionato intero, una stagione intera, un anno di sacrifici, un anno di responsabilità e quant'altro, quindi si pensa partita dopo partita, domani è il primo passo, il primo delle nove diciamo, finali che restano e assolutamente non dobbiamo sottovalutarlo. Sarà duello fino alla fine e in Agragas? Ma io credo di sì, credo che fino allo scontro diretto qui all'Esseneto sarà uno scontro punto a punto. Non so chi arriverà prima allo scontro finale, però penso che sarà così fino alla fine. Che Agragas servirà da adesso fino alla fine? No, una Agragas perfetta come lo è stato fino a gennaio. Purtroppo c'è stata una fase un po' particolare, abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene per cercare di lasciarci il peggio alle spalle e questo servirà a questo, tanta intelligenza, tanta grinta, tanta voglia di arrivare all'obiettivo, più voglia di tutti ad arrivare all'obiettivo. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana.